L'ordinanza è contestata a torto o a ragione. Di sicuro risulta tra le ordinanze sindacali che faranno discutere a lungo. Parliamo dell'ordinanza sindacale del 7 luglio scorso firmata dal sindaco di Agrigento sulla raccolta differenziata, che tra l'altro minacciava pesanti sanzioni nei confronti dei cittadini che facessero uso di mastelli di diverso colore. Ed è questo il punto contestatissimo, visto che era stato proprio il comune di Agrigento a distribuire i mastelli con colori completamente diversi da quelli originali. Era stato l'assessore Nello Amel ad annunciare che l'ordinanza sarebbe stata sospesa e che nessun provvedimento sarebbe scattato nei confronti dei cittadini. Che cosa ha fatto l'assessore, che ha a cuore il bene dei cittadini? Ha detto vabbè, e siccome è estate, facciamo una cosa, non vi sanzioniamo, non vi facciamo né le multe, saremo clementi e buoni, rispettando il vostro modo di non rispettare le ordinanze. Assessore, si è confuso lei, o non ci sto capendo più niente io, quindi le rinnovo l'invito, alzi il fondoschiena, che mi sa che di sta assessorato non ne sta uscendo nulla di buono. Lei mi dice che ha dato suggerimento ai nostri uffici di non sanzionare, ma sulla base di cosa? Voi non state confondendo, voi state confondendo le idee ai nostri cittadini, e non solo le confondete queste idee, ma con tono autoritario continuate a bacchettare dei cittadini confusi per colpa degli uffici e per colpa di questo modo di far politica. Io sono mortificata e lo sono al posto suo. Lo sono da cittadina, lo sono da politico, perché a distanza di 3 anni questa amministrazione non si sta dimostrando politicamente e amministrativamente all'altezza di una città capoluogo di provincia. Io invito i colleghi di maggioranza a tirare le orecchie in maniera netta e in maniera forte a questa amministrazione, un'amministrazione dal percorso politico fallimentare.